Il 23 e 24 giugno torna l'appuntamento con il Circo Mercato dei Sapori che ospita 12 chef dell'Emilia-Romagna e altrettanti giovani chef stranieri sotto la guida di Massimo Bottura. Tra street food stellato, picnic gourmand, show cooking, gelato d'autore, mercato dei prodotti e lab store degli artigiani, per 2 giorni a Rimini, veramente le cose fatte con le mani, almeni appunto, e con il cuore sfilano davanti al mare. Novità di questa quinta edizione: 8 e mezzanotte, un circo di luci in riva al mare per la grande festa del sabato sera con gli chef. Un circo che non è un circo, è qualcosa di più. Beh, assolutamente sì, il circo è un po' il polmone di questo evento, quello che lo fa muovere e quello che dà energia al resto, perché almeno è un evento che non vive solo del circo, ma che è mosso dal circo. Il circo è questo spazio ideale all'interno del quale ospitiamo 12 chef di Chef to Chef, e quindi i migliori della nostra regione, e 12 fra i giovani più interessanti provenienti da ogni parte del mondo. Questo incontro tra queste due energie genera quello che è il motore di questo evento, la volontà di far vedere il meglio della nostra regione con gli occhi di chi in questo momento sta interpretando la gastronomia contemporanea col massimo dell'energia. Poi chiaro, dentro al tendone c'è anche la parte del vino, sempre dei produttori di Chef to Chef, e i laboratori di Slow Food. Queste forse sono le parti centrali di questo evento, che poi dopo si sviluppa lungo il lungomare con tutti i produttori migliori della nostra regione, e si sviluppa verso la fontana con tutti gli artigiani che si immaginano un artigianato nel mondo contemporaneo fatto con le mani, e tutte le realtà che circondano il circo che rendono speciale questo evento. Come deve essere la cucina oggi che in TV è tutti i giorni presente, forse anche troppo? Buona, mi sembra un buon punto di vista, buona, sana e culturalmente stimolante. Culturalmente stimolante può essere qualsiasi cosa, però vuol dire metterci pensiero quando si fanno le cose, vuol dire rispettare un territorio, rispettare le tradizioni, saperle innovare, ognuno secondo la propria cultura personale, ma senza mai smettere di pensare. La cucina comunque non può non avere pensiero, soprattutto quando si parla di ristorazione. La cucina è una forma di cultura che deve sapere raccontare prima di qualsiasi altra cosa. C'è molta anche creatività, ma forse non basta, faccio una provocazione, una buona piadina col prosciutto e lo squacquerone nostrani. Beh, come dicevo prima, la piadina dipende sempre chi la fa, il prosciutto dipende chi lo fa, lo squacquerone bisogna chi lo fa. Cioè, dietro ognuno di questi passaggi ci deve essere una scelta. Devo conoscere il produttore del mio prosciutto, devo conoscere il produttore del mio squacquerone, devo conoscere la farina e lo strutto con cui realizzo la piadina, e questo è quello che intendevo quando parlo di cultura e consapevolezza. Anche la tradizione ha bisogno non tanto di mettersi in discussione quanto di acquisire consapevolezza, perché se diamo tutto per scontato perdiamo la qualità che ci ha reso così grandi nel mondo. La buona cucina della nostra regione è in mostra, se vogliamo, in questo Almeni. Sì, sicuramente le star sono gli chef. Noi come Slow Food diamo voce anche agli altri, alla parte pop, cioè ai contadini, senza i prodotti dei quali gli chef non avrebbero materia, e anche al pubblico, nel senso che per capire, per distinguere, per conoscere e scegliere la buona cucina bisogna allenare anche il palato, allenare la mente, conoscere un po' di cose, e noi con i nostri laboratori ci proponiamo esattamente questo, cioè dare qualche strumento in più per apprezzare anche meglio la manifestazione e i piatti degli chef. Volendo anche dei chilometri zero. Ma il chilometro zero, insomma, è una cosa di cui si è parlato molto, è una espressione che esiste e non esiste. Qui effettivamente si cerca di praticarla, nel senso che i produttori sono non proprio a chilometro zero, sono della regione, quindi zero, zero e anche qualche centinaio di chilometri per la verità. L'importante è la qualità, saper riconoscere quello che è il lavoro sulla terra di questi contadini, perché tutto questo poi ritorna nel piatto dello chef. Ma Almeni è un viaggio, tutti sono capaci di fare eventi,
Almeni è un'esperienza, perché di fronte a questo scenario incredibile del Grand Hotel, che quest'anno compie 110 anni, un tendone da circo sognato, immaginato, che ha il segno di Federico Fellini, che riesce a riunire i contadini della Via Emilia, i più grandi giovani chef del mondo, metterli insieme e Almeni con le loro mani tradurre i saperi delle culture contadine, quelle che fanno il parmigiano reggiano, quelle che fanno i 44 prodotti DOP dell'Emilia Romagna, mettere insieme questi prodotti e trasformarli con le mani degli chef in piatti per la gente di strada è qualcosa di irripetibile. È un'esperienza che sta crescendo, creare senza sprecare. Tutto quello che verrà prodotto viene riorganizzato e non viene disperso, viene conferito, viene ridistribuito. L'idea di costruire delle proposte culturali più che degli eventi che riescono ad avere un senso, un significato. Molto spesso anche in Italia consumiamo prodotti e cibo. Almeni è un'esperienza, ma è anche ricerca, è anche cultura. La cultura, ad esempio, di radicare in tutte le cose che si fanno, eventi, convegni, il fatto di creare e non sprecare, il fatto di recuperare il cibo, il fatto di riorganizzarlo, di redistribuirlo, quello che è rimasto. C'è molto lavoro da fare nelle nostre cucine, molto spesso a casa, nella quotidianità e nella vita domestica sprechiamo. Almeni ti fa capire che lavorare sulla qualità, prendere un prodotto di un contadino non costa poi così tanto o diversamente da un prezzo normale, e allo stesso tempo puoi anche recuperare e puoi non sprecare. Almeni è un'esperienza straordinaria, forse solo in Emilia Romagna poteva esserci e forse solo a Rimini, in questa grande piazza, perché agli svincoli, come dire, del destino e della fortuna ti puoi presentare anche per caso e poi magari non sai dove andare, se a destra o a sinistra, avanti o indietro. Noi ci siamo presentati dopo 5 anni con questo appuntamento anche con un altro viaggio che abbiamo incrociato. Lonely Planet, la più grande guida di viaggio al mondo, decide che l'Emilia Romagna è la miglior destinazione in Europa, Best in Europe, e Lonely Planet decide di fare il festival italiano del viaggio a Rimini. Cioè ci siamo trovati in un incrocio, Almeni, questa via Emilia di contadini e grandi chef che incontra la Lonely Planet. Forse può accadere per caso o forse può accadere anche perché ci hai pensato. Rimini sta cambiando, le fogne, il Teatro Galli, i grandi motori culturali, il nuovo lungomare e anche le esperienze, il software. Da vivere con piacere, la vacanza è anche leggerezza, allora unire un tendone, la leggerezza, il sorriso, il piacere, il divertimento con il cibo, i contadini in una città che cambia, forse questo vuol dire davvero essere una città che oltre alle mani, Almeni, offre a chi viene anche un'anima.